Blindo Studios presenta. Mi sente? Male. Male? Pronto? Male, pronto? Chi è? Pronto, telefono da Roma. Mi sente? Mi dica. Ufficio cazzi e targhe. Senta, volevo sapere, lei ha un'automobile? Ah, benissimo. Noi telefoniamo al maggior numero di cittadini possibile per evitare dei problemi poi di coda. Perché dobbiamo cambiare le targhe, non so se lei lo sa, le targhe cambiano. Ecco, benissimo. Allora noi facciamo un'informazione telefonica appositamente per evitare ai cittadini poi dei disagi. Ecco, siccome vengono personalizzate, mi sente? Sì, male, ma appena. Ecco, nelle cifre verranno personalizzate le targhe, no? Quindi io le chiedo semplicemente qualche informazione in modo da poter formare delle cifre che siano solamente sue, va bene? No, io per quello sto d'accordo, sto alla vecchia usanza, a me mi stavano bene come prima. Ma infatti tornerà la targa con la provincia? Sì. Ma ci sarà anche lo stemma della provincia? Sì. Lei l'ha letto sul giornale? Sì, ecco. sì. Ma i numeri, ecco, le cifre saranno personalizzate, cioè avrà le sue cifre che non saranno uguali a nessuno e saranno identificativi al massimo, capisce? Quello so contrario. Perché? Sì, perché quello so contrario. Quello purtroppo è così, infatti io le chiedo qualche dato in modo da poter fare questo numero, mettere insieme questo nuovo No, numero. non mi interessa, grazie. Come non interessa? Ma come non interessa? Ma come? Lei contrario gli interessa? Ha capito? Che io poi le levo la targa, la patente e la macchina, ha capito? Ma guardi che casca dalla linea, Guardi che, no, lei ha buttato giù. Ha detto non mi interessa e ha buttato giù. Io guardi sto lavorando, va bene? E non si deve assolutamente permettere di buttare giù una persona che sta lavorando. Io faccio in modo che lei venga esautorato da qualsiasi conduzione autoveicoli. Chiaro? Allora, o risponda alle mie domande o prendiamo i nostri provvedimenti, d'accordo? Perché qui io sto facendo centinaia di telefonate e non posso sentirmi riattaccare in faccia in questo modo, è chiaro? Ha capito? Sì, appena la sento, mi scusi, ma Dio buono, ma... No, lei è riattaccato, scusi. Oh, via su. ha ragione. Io sto lavorando per lei, Oh, insomma, vuol rispondere a qualche domanda oppure no? Mi dica. Oh. Se riesco a capire. Aspetti, vado di là che qui c'è confusione. Ecco, vada di là. Ho fatto. Io che sento un pochino male, ma insomma... Io lo sento, allora, mi scusi, sono stato un po' nervoso, ma guardi, sto facendo tante telefonate, è un lavoro molto grosso questo qua. Allora, semplicemente io devo chiedere qualche informazione, dunque, lei quanto è alto? 1,70. 1,70, ecco, età? 47. 47, benissimo, numero di scarpa? 44. 44, insomma, ecco, qui la domanda principale è questa, quella più personale, il pene in erezione, Sì. Buonanotte. cioè il cazzo, Sì. uè, non fare il furbo, ti tolgo la targa, ti tolgo la patente, Sì, ti tolgo la macchina, chiaro? La tolga. No, te la torco, Sì. te la torco, Sì. allora, pene in erezione, 12, 13, 20, 29, 32, mi dica lei. Prego? 25. 25. Sì. 25. È sicuro l'ha già misurato lui? Lei? Buonanotte. No, buonanotte non lo dice a me, ha capito? Ha capito che a me non lo dice buonanotte? Queste sono cifre che vanno sulla sua targa. Ha capito? Se non c'è il sondazzo, stasera io m'ammazzo. Passerò per pazzo, ma non mi importa Ma se c'è il sondazzo, io non mi strapazzo. Sto qui e mi sollazzo, non mi rompete